Via Pisa, grattacielo del degrado, seconda puntata, che non si sarebbero fermati al primo blitz di martedì scorso era chiaro a tutti. Quella che il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha definito una bomba sociale innescata nel complesso dove abitano circa 300 persone va monitorata con costanza. E così stamane alle 6:30 10 agenti della polizia locale coordinati dal comandante Andrea Gallo hanno controllato 150 persone in 74 alloggi dislocati in 14 piani dell'edificio, mentre i locali chiusi verranno passati al setaccio nei prossimi giorni. Sotto la lente dei vigili, residenze, regolarità delle denunce di ospitalità e stato igienico degli alloggi. Per tutti i cittadini extracomunitari è stata pure verificata la regolarità del titolo di soggiorno ed eventuali provvedimenti pendenti. Un cittadino nigeriano è risultato infatti ricercato per la notifica di alcuni atti di rintraccio per uso di sostanze stupefacenti. Tutti i residenti controllati, spiega il comandante Gallo, hanno fornito massima collaborazione durante il servizio. Abbiamo predisposto anche un piano di controlli stradali su via Pisa, così da monitorare anche chi vi transita. Questa maggiore presenza continua potrà costituire un valido deterrente per chi vuole delinquere o considerare quella via un luogo dove spacciare o abbandonare rifiuti. In settimana è previsto anche un incontro tra il nuovo amministratore del condominio e il sindaco Conte con il comandante della polizia locale per attuare una stretta collaborazione affinché le problematiche denunciate sia dai residenti della zona che dai proprietari degli immobili nel grattacielo vengano affrontate al più presto.